Il fuoco, protagonista di un emozionante ed arcaico rituale che si perde nella notte dei tempi. Nella piazza principale di Otana, dalla quale si può ammirare la maestosa cattedrale di San Nicola in stile romanico pisano risalente all'inizio del 1100, fervono i preparativi per la festa di Sant'Antonio Abate. Quintali di legna vengono accatastati per dar vita a quello che comunemente viene chiamato il fuoco di Sant'Antonio o fogulone. Quella di Sant'Antonio Abate è una festa antichissima, nata come il rito propiziatorio per l'annata agraria. A celebrare questo rito saranno le caratteristiche ed affascinanti maschere di Otana, il boes, il merdules e la filonzana. La prima fase è quella della vestizione, nella quale le persone accorse numerose, spinte dalla curiosità, possono ammirare i vari pezzi del corredo che ciascun interprete dispone a cerchio sul pavimento prima di essere indossati secondo un ordine ben preciso. Le maschere lignee dei boes sono coloratissime e munite di lunghe corna. La stella incisa sulla fronte è simbolo di buon auspicio e prosperità. Quelle dei merdules, ovvero merer de ule, cioè pastori del bue, hanno espressioni deformi, in modo da far paura anche al diavolo e allontanare così le sfortune della vita. La filonzana, figura femminile interpretata sempre da un uomo, vaga tra la gente con un fuso in mano nell'atto di filare simbolicamente il filo della vita che può recidere da un momento all'altro con le forbici che porta sempre appese al collo. Il rito comincia con la lotta tra il bene e il male, tra il pastore e la bestia da domare. I falò dedicati al santo nascono da antichi riti pagani dedicati alle divinità fecondatrici, riti caratterizzati da elementi magici che convivono con motivazioni religiose. Il fuoco riceve la benedizione del Subesperu, il prete, che subito dopo abbandona la piazza per lasciare spazio agli antichi rituali. Un'orda di boes e merdules invade la piazza al ritmo di grossi campanacci, interpretando situazioni della vita dei campi come la domatura, la cura, la malattia e la morte degli animali. È un corteo disordinato che riproduce l'evento rituale apotropaico dell'azione dell'uomo sulla bestia, azione carica di simbologie soprannaturali, quasi demoniache, nella quale la specie umana si confonde con quella animale. Il merdule, sostenuto nel suo incenere da un bastone, tiene legato il boe tramite una fune, il quale a sua volta tenta di ribellarsi alle aggressioni del padrone, dando vita ad una performance basata sulla complementarietà di azione tra boes e merdules. Si narra che dal modo e dalla rapidità con cui divampano le fiamme e dall'orientamento del fumo si possano trarre auspici sul raccolto. A Mamoiada i falò si alzano da tutti i rioni del paese, attorno ai quali i mamutones e gli socadores danzano per scacciare il male col suono cupo dei campanacci e per risvegliare la terra col loro passo cadenzato, al fine di favorire così annate agrarie abbondanti.
Il 16 e il 17 gennaio, la prima uscita di queste maschere attorno al fuoco di Sant'Antonio inaugura l'inizio del carnevale, occasione questa che le vedrà ancora protagoniste.